Magazzini Voltolina, è nata ancora negli anni 60 da parte dei miei nonni, poi l'ha continuata mia mamma e adesso un po' un pezzo con mia sorella, adesso sono qua io, insomma. Abbigliamento, scampoli, tessuti, arredo casa e quello che serve per la casa e per la persona. Una cosa che ormai tutti ripetono, che è diventato un detto, è vai da Magazzini Voltolina che sicuramente trovi qualcosa che ti serve per vestirti. Giovanni Bidon, insieme a sua moglie Palmira, iniziò a realizzare e vendere zoccoli nei mercati locali. Inizialmente Giovanni e Palmira trasportavano i loro zoccoli ai mercati locali con un carretto trainato da un asino. Questo metodo di trasporto, sebbene rudimentale, rappresentava la dedizione e l'impegno della famiglia Bidon nel portare i loro prodotti ai clienti. Una volta il commercio era più tatto con il cliente, era più familiare perché la gente abitavano qui vicino, venivano in negozio e quando facevano una casa nuova dicevamo guarda che un altro cliente c'è qua. Invece adesso fanno condomini di 30 appartamenti e non conosciamo neanche quelli che abitano dentro. Questo è il resoconto.